Buongiorno a tutti cari amici, vediamo nel video di oggi una partita di Mark Esserman, uno dei più grandi esperti mondiali del gambetto Morra, un gambetto molto avvelenato contro la siciliana, dove spazza via un altro giocatore statunitense fortissimo, Chandran Kapil, e Mark Esserman ha scritto un libro, Miami in the Morra, ha giocato il gambetto Morra per tutta la sua vita, lo gioca ancora online, e qua dopo E4, C5, il gambetto Morra è di 4. C per D4 e C3. D per C3, cavallo per C3. Qua il nero ha un pedone in più, il bianco ha sacrificato un pedone per ottenere un vantaggio di sviluppo. In realtà questo gambetto è risibile, qua diciamo che devo dire che con un account anonimo per fare partite anonime senza che scoprano il mio repertorio, ho giocato con Esserman io stesso poco fa durante una sua trasmissione ci avevo vinto da nero e non posso rivelare il nome dell'account perché sennò dopo è possibile prepararsi contro di me con le partite e scoprire alcuni trucchi nel mio repertorio. Comunque qua nel video corso su come confutare i gambetti ho spiegato tutti i segreti per confutare il gambetto Morra ed andare in vantaggio da nero. Questo gambetto è scorretto perché è risibile, il nero, cioè non è che vince ma sta già un po' meglio e avere già un leggero vantaggio in tutte le varianti da nero a partire dalla quarta mossa è fantastico. Bisogna sapere come sviluppare i pezzi perché può essere pericolosissimo. Ma adesso vediamo in questo video un esempio dove un forte giocatore titolato viene spazzato via. Ok, cavallo C6, cavallo F3 e 6. Il nero prova a svilupparsi. Il problema del nero è che se per esempio se il nero giocasse cavallo F6 può seguire E5, no? Quindi cavallo F6 è una mossa molto pericolosa perché E5 è sempre in agguato. E6, alfiere C4. Il nero chiude questa diagonale, ma l'alfiere si mette qui lo stesso. Il nero gioca donna C7 perché? Perché su cavallo F6 il cavallo può comunque essere attaccato dopo donna E2 ed E5 in un futuro. Ora il nero non sa dove mettere questo alfiere, tra l'altro. Il nero quindi gioca donna C7 che è una mossa tipica dei sistemi Pulse and Can dove il nero ha un pedone in più, poi magari il nero vuole seguire con A6, B5, ma il bianco arrocca, ora il nero è davvero indietro di sviluppo. Un'altra delle idee di donna C7 è che controlla la spinta in E5, quindi il nero può giocare cavallo F6 provando ad arroccare al più presto, ma il nero non ce la fa. Adesso sembra che il centro sia chiuso e che quindi il nero giocherà in modo imparabile, alfiere 7, arrocco, A6, B5, alfiere B7, mettendo a posto la sua posizione, ma non sarà così. Il bianco attacca subito e gioca cavallo B5, due punti esclamativi. La donna è attaccata e la donna deve mantenere difese E5, C7, D6 e gioca donna B8. Il nero dice, non è successo nulla, il cavallo adesso verrà scacciato indietro, il nero si svilupperà, l'alfiere si svilupperà in B7, si guadagneranno tempi su questi pezzi ed è vero se il bianco giocasse lento, per esempio torre 1 difendendo il pedone in E4, può seguire A6, cavallo C3, B5, alfiere B3, l'attacco del bianco finisce prima di iniziare, si può già considerare alfiere B7, alfiere 7 arrocco, anche alfiere C5 in modo più attivo ed è probabile che il nero completi il suo sviluppo con successo andando a stare meglio. Ma Esserman gioca, sa la teoria, sa tutti i trucchi, uno dei più grandi esperti di questa apertura. L'unico suo problema è che è un'apertura scorretta, però diciamo che fin tanto se l'avversario non sa la confutazione va bene, no? Uno può continuare, cioè se alla fine qualcosa funziona, no? Uno fa un'azione scorretta ma non ci sono le conseguenze, no? Uno può continuare a farlo, cioè uno continua a giocare un'apertura, la variante, non so, appunto il gambetto Morra o altri gambetti che ci sono nel corso come il gambetto Englund, e l'avversario non lo punisce mai, allora uno continua a giocarlo. Poi quando il giocatore che gioca a gambetti strani come il gambetto Englund viene spazzato via, poi smette di giocarlo. E5, due punti esclamativi. Nero ha già giocato male, ormai il vantaggio di Esserman è schiacciante. E5, due punti esclamativi, sacrificando un altro pedone. Ora se il cavallo si sposta segue alfiere F4 e se l'alfiere si muove arriva il cavallo in D6, no? Si può mettere il cavallo in D6 ma è meglio aspettare che il nero perda un tempo con l'alfiere per poi andare in D6 o che il nero perda un tempo con A6 per andare in D6, si mette un pedone, poi si scaccerà il cavallo, si passeranno i pezzi nella diretta con un attacco schiacciante. Ma questa è un'altra variante. Il nero accetta il sacrificio con la mentalità che se un pedone è un pedone, due pedoni sono due pedoni, ma dopo
cavallo per E5, donna per E5, torre E1, il bianco porta in gioco anche la torre, e a questo punto tutti i pezzi del bianco sono attivi, questi pezzi sono tutti nella prima traversa e non possono essere portati fuori in modo facile. Ora, a questo punto cosa fa il nero? Il nero non può andare con la donna dove vuole, il nero non può offrire il cambio delle donne, se no cade la torre per via di questo attacco doppio. Quindi il nero gioca donna C5. Cosa sarebbe successo in caso di donna B8? Ebbene, in caso di donna B8 il nero verrebbe miniaturizzato con donna D4 seguita dal alfiere F4 e la donna intrappolato. Dico miniaturizzato perché il nero perde per una miniatura, perché le partite che durano meno di 20 o 25 mosse si chiamano miniature. Se ora il nero continuasse a giocare alfiere 7, dopo alfiere F4 la donna intrappola, c'è anche il doppio in C7 ma è anche superfluo. Su D6 il bianco vince per esempio con cavallo per D6 scacco, su alfiere per D6, alfiere per D6, no? E la donna viene intrappolata. Quindi, non so, il nero potrebbe giocare D6, ma dopo alfiere F4 il bianco ha un vantaggio schiacciante, si minaccia sempre di prendere. Su alfiere 7 abbiamo detto che si prende, se nero si sposta, non so, una scoperta già dovrebbe vincere. Anche tornare in B5 perché comunque, anche se si torna in B5, la donna non ha scampo, viene intrappolata, su E5 alfiere per E5 la donna cade sempre. Ecco, quindi se nero gioca E5 per chiudere questa diagonale, il bianco vince, apre questa diagonale con la forza, 2 punti esclamativi, torre per E5 con vantaggio decisivo, su D per E5, alfiere per E5, la donna intrappola, si può catturare, si minaccia cavallo C7 e si vince. Si potrebbe giocare alfiere 7, ma si vince sempre con torre per E7, re per E7, alfiere per D6, guadagnando la donna. E anche alfiere 6 perde per vedi alfiere per E6. E qua il bianco vince perché su F per E6, torre per E6, il bianco non ha nemmeno materiali, meno un attacco decisivo. Su D per E5, alfiere per E5. È vero che il nero salva la donna, ma ormai l'attacco è troppo forte. Su Re E7 segue donna C5, donna B4. E il re è intrappolato. Un matto simile alla trappola di Halosar, il nero perde. Matto. Quindi bellissimo questa posizione, dopo il sacrificio del secondo pedone, dopo cavallo per E5, cavallo per E5, donna per E5, torre 1 è fortissima. In caso di donna B8, donna D4. L'ultima domanda potrebbe essere, e se il bianco, se il nero gioca cavallo H5 per evitare alfiere F4? Ok, allora qui il bianco vince con crea un attacco simultaneo, non un attacco doppio. In un attacco doppio lo stesso pezzo attacca due obiettivi allo stesso tempo, in un attacco simultaneo due pezzi diversi attaccano due obiettivi diversi. Qua giochiamo donna E5, 2 punti esclamativi, minacciamo donna per H5 e cavallo C7, doppio. Il nero cambierà le donne, dopo torre per E5, ecco l'attacco simultaneo, si minaccia il cavallo e si minaccia il doppio re e torre. Se nero difende il cavallo o muove il cavallo, segue cavallo C7 vincendo, re D8, cavallo per A8 guadagnando la torre. Se nero si difende dal doppio, spostando per esempio il re, torre per H5, guadagna il cavallo e il bianco un vantaggio decisivo. Pazzesco, no? Quindi, donna B8 perde. Chandral, l'avversario di Esserman, gioca donna C5, su cui segue alfiere F1. L'alfiere si sposta, e ora il bianco vuole giocare alfiere F4, torre C1, vuole entrare in gioco, ora il punto più critico del nero è C7. Un'altra mossa è alfiere E3, no, per giocare torre C1. Il nero qua non può continuare lo sviluppo e gioca cavallo D5 per impedire alfiere F4 e mosse di questo tipo. Il punto è che se nero avesse continuato con alfiere 7, probabilmente per svilupparsi non ce la fa, perché alfiere 3 vince, perché se la donna si sposta in alcune caselle, cavallo C7 vince. Se la donna permane sulla colonna C, torre C1, è che tutti i pezzi, ogni singolo pezzo del bianco è entrato in gioco con una forza devastante. Prima che il nero arrocchi, qua entriamo in C7 vincendo. Tra l'altro non so nemmeno cosa può fare. Qua si vince, doppio, re e torre. E anche se nero giocasse a 6, ignoriamo, giochiamo alfiere 3, e se la donna si sposta, non so, in F5, il doppio vince, su donna C6, qua possiamo anche giocare un altro trucco cavallo a 7 fortissima, perché ora la donna deve spostarsi, perché se perde la qualità la lunga perde, perché poi tra l'altro anche la colonna C debole. Se gioca donna C7, torre C1 e donna C2. E guardate il vantaggio di sviluppo, l'alfiere del nero in C8 cade alla prossima mossa, non si può salvare. Una variante spettacolare, no? E sì, ormai non c'è più nulla
per cui il nero possa salvarsi qua. Quindi in questa partita il nero ha giocato cavallo d5 per evitare alfiere f4, ma ora un'altra minaccia, un'altra idea da 2 punti esclamativi, alfiere g5. Alfiere g5 crea minacce terribili, minaccia torre c1 e minaccia anche donna per d5. Perché? Facciamo finta che il nero gioca una mossa nulla, per esempio facciamo finta che il nero gioca passi, non so, h5 che non fa nulla. Ora, ok, a parte che potrebbe seguire anche torre c1, no? Per rinnovare le minacce, ma anche l'immediata donna per d5 vince. Brillante, no? Perché e per d5 non si può giocare, e su donna per d5 cavallo c7 vince, game over. È doppio, ma più che altro, più che doppio, scacco matto. Bellissimo, no? Ma oltre a questo anche torre c1, seguita da donna per d5 è ancora più forte. O da torre per c5 se si lascia guadagnare la donna. Quindi qua davvero la posizione è vinta per il bianco. Su alfiere e7 per esempio potrebbe seguire, non so, torre c1, la donna si sposta e donna per d5 potrebbe essere già interessante anche in questa posizione, potrebbe essere davvero una mossa devastante. Donna per d5 è super interessante qua. Perché è interessante? Perché su donna per d5 cosa potrebbe giocare il nero? Se il nero prende la donna, ora potrebbe seguire, non so, per esempio cavallo c7, re da qualche parte, alfiere per e7, cavallo per a8, il bianco ha catturato la torre ed è rimasto con del materiale in più. Vantaggio decisivo. Quindi il nero gioca a6, ha giocato a6, Chandran, e il bianco continua, torre c1, l'ultimo pezzo è entrato in gioco. Vediamo che ogni singolo pezzo del bianco è stato mosso, anche il re per arroccare. Il nero ha almeno 2 alfieri e 2 torri, ovvero gli alfieri valgono 3, le torri 5, quindi una forza di una potenza di 16 punti che non sono stati mossi, non entrano in gioco. Ora il nero ha la donna sotto, la sposta, il bianco cattura in d5. Il bianco ha un pezzo in più, quindi il nero deve recuperare il pezzo, gioca una per b5, ora alfiere per b5. Ora si minaccia torre per c8 seguita dal matto in d7. Per esempio se il nero giocasse h6, il bianco vince giocando torre per c8 e donna per d7. O anche alfiere per d7, o anche donna per d7, che alfiere è un matto pittoresco. Notare che la donna è sempre tabù, non si può catturare per via dell'inchiodatura assoluta del pedoneo. Ora se nero giocasse donna d6, interferendo per evitare attacchi sul punto d7, il bianco vincerebbe con donna c4 perché minaccia di prendere in c8 con matto. Per esempio su h6 si vince con la presa in c8 matto. Se nero gioca donna b8 si vince come in partita col sacrificio in e6, che poi torre per e6. Il pedone d è inchiodato, non può catturare la donna, non può andare in d8 il nero, non rimane altro da fare che suicidare l'alfiere, il bianco vince. Anche su f6 torre per e6, fortissimo, qua si guadagna la donna. Su alfiere 7 ok, ci si mette un attimo a vincere, ma poi si vince. Fortissimo, no Mark Esserman? Quindi se non gli confutano il gambetto va a stare meglio. Torre c1, donna v6, donna per d5, per alfiere per. Ora anche se il nero si sviluppa, segue torre per c8, alfiere per d7 o donna per d7, ancora meglio, cade tutto. E poi si dà matto. Il bianco ha usato la sua attività per catturare tutti i pezzi nemici e dare comunque matto. Il nero qua in questa posizione ha giocato l'ultima chance, alfiere d6. Chiude la colonna D, vuole arroccare. Il nero è una mossa dal mettere il re al sicuro ma perde. Ora il grandissimo Esserman, autore di Miami in the Morra, gioca torre per 6. Una mossa devastante. Scacco al re, attacco contro il re e l'alfiere, se si guadagna l'alfiere si vince. Se il re si muove cade l'alfiere vincendo, d per e6 non è possibile per via dell'alfiere, questa è mossa illegale, f per e6, donna per e6. Si attacca il re, su alfiere e7, donna per e7. Il re nero scappa, a questo punto il bianco potrebbe, ha vari modi di vincere, potrebbe provare a guadagnare materiale con alfiere e7, con l'idea che su alfiere per e7 cade la donna nera, ma Esserman qua, in questa posizione, cioè devierebbe l'alfiere, ma Esserman vuole di più, vuole dare matto e ce la fa. Donna f5, 2 punti esclamativi, attaccando il re che deve muoversi in e8 in g8, non può andare in e7 il re. Se il re va in g8 segue alfiere c4, matto. Su re e8 a questo punto c'era già un matto carino, c'era torre per c8 e alfiere per d7, matto, bellissimo. Gli ultimi 3 pezzi del bianco. È un doppio, ma è inutile, non serve il doppio. I 3 pezzi del bianco collaborano per intrappolare il re nero. Questo era già matto, ma anche torre e1 che gioca Esserman, bellissimo. Il re non ha caselle, alfiere 7, torre per e7. Re di 8,
torre per D7, scacco e scacco doppio, Re 8, scacco doppio con matto. Tutti i pezzi collaborano nel chiudere il Re nero. Non si può eliminare la torre perché permane lo scacco dell'alfiere. Quindi fortissimo, il Re nero vittima letteralmente del fuoco incrociato dei pezzi bianchi. Una partita fantastica, spero vi sia piaciuta, e il gambetto Morra è molto velenoso, molto fastidioso se non si sa come confutare. Nel corso un pedone come confutare i gambetti più conosciuti vedremo come il nero potrà avere minimo la parità ma anche un leggero vantaggio contro questo gambetto. Alla prossima!